Bisognerà attendere la seconda settimana di luglio per riportare all'attenzione delle stanze romane la vertenza Italcementi, una vertenza divenuta ormai di rilievo nazionale che sarà ridiscussa nel corso di un tavolo tecnico nell'auspicio di trovare valide soluzioni alle problematiche prospettate dall'azienda bergamasca, tenuto conto che Italcementi ha fatto sapere nel corso dell'incontro alla Commissione Attività Produttive dell'ARS di restare ferma nella propria posizione, ovvero di chiudere nel mese di settembre l'impianto di Porto Empedocle. Ma i lavoratori non si arrendono, continuano a sperare, così ieri hanno ripreso le loro assemblee in vista del tavolo tecnico. Sulla questione intanto si continuano a registrare interventi e prese di posizione come quella del vicepresidente dei deputati di FLI Carmelo Briguglio, che in un'interrogazione presentata al ministro dello sviluppo economico Corrado Passera paragona la scelta di Italcementi ad un macigno che si abbatterebbe sulla già precaria e tragica situazione occupazionale della provincia di Agrigento, e la questione, informa l'eurodeputato Salvatore Iacolino, è approdata anche a Bruxelles, dove si è svolto un incontro con il responsabile relazioni istituzionali del gruppo Italcementi, Matteo Benusiglio. Ho appena incontrato gli Italcementi, dall'incontro è emerso chiaramente che l'obiettivo ovviamente della politica è quello di salvaguardare i livelli occupazionali. Per farlo bisogna riconvertire e riqualificare una struttura che nel tempo ha determinato livelli di produzione che sono evidentemente non in linea con le attese della proprietà, sono addirittura i livelli di consumo quelli del 1971, quasi il 10% del cemento utilizzato in Sicilia proviene da realtà diverse dall'Italia, quindi da alta realtà, livelli di commercializzazione che quindi vanno pure riqualificate, ma 216 persone alle quali va in qualche modo data un'opportunità ulteriore. Riqualificazione e riconversione con uno straordinario impegno di tutti i livelli di governo, in una realtà che ha ricevuto una ferita notevole sul piano delle attrattività turistiche. Quel territorio è stato profondamente lacerato dalle attività poste in essere dalla Italcementi in questi 65 anni. Questi sforzi comuni a livello regionale, nazionale e a livello europeo con il commissario Tajani dovranno individuare un percorso per garantire che quella realtà produttiva possa rimanere anche attraverso una riconversione in un'altra realtà.